Allo Sbardella di Giardinetti la rappresentativa regionale Under 15 scende in campo per la primissima gara della propria stagione. La selezione di mister Gianfranco Pesci vince 4-0 contro il Monterosi nella gara inaugurativa del trofeo Romana Trax Pro, decisive nei due tempi le doppiette di Fiorentini e De Rosa. A difendere i pali nell'11 titolare Orecchioni della Tor Tre Teste, quindi il rossoblù Attademo e il capitano dell'Accademia Calcio Roma Di Gianfelice sugli esterni, mentre la coppia di centrali è formata da Tomeucci e Pergolini di Ladispoli e Tor di Quinto. A centrocampo c'è Murovski del CS Primavera insieme alla coppia Mutarelli-Caputo dall'Urbe Tevere, quindi il trasteverino Cianfriglia a supporto delle punte Marciano e Fiorentini, di Vigor Perconti e Grifone. Si accende subito Fiorentini che indirizza la gara nei primi 10 minuti, prima flirta con il gol rientrando sul destro e sparando sul secondo palo, poi mette a segno l'1-0 sfruttando una carambola in area di rigore e superando quindi Muzzi. Poco più tardi è ancora lui a timbrare il raddoppio sugli sviluppi di una palla inattiva, suo il tocco decisivo che mette il pallone in rete. Termina quindi 2-0 il primo tempo, Monterosi mai pericoloso se non per qualche strappo di Gheier, ben contenuto da Attademo. Nella ripresa restano in campo Orecchioni, Tomeucci, Pergolini e Murovski, spazio poi per Barzagli della W e Rotelli del Civitavecchia sulle corsie, centrocampo con Napoli del Tirreno Sansa ed Ortigoza del CS Primavera, in attacco Lisiuk del Campus Eur e Jenko della Polisportiva Carso, supportati da De Rosa, che in questa frazione di gara si prende la scena con 2 gol e 2 legni. Il primo di questi arriva dopo nemmeno 3 minuti, quindi ci prova con Pierguidi, il Monterosi, però l'esterno del Savio si accende poco più tardi guadagnando e trasformando un calcio di rigore per il 3-0. Cerca il destro a giro per il poker Gabriele Jenko, da fuori poco più tardi anche De Rosa che stampa nuovamente la sfera sulla traversa, trovando però la doppietta poco più tardi sull'assist proprio di Jenko. Non contento, l'attaccante con una grande giocata cerca di innescare Lisiuk, che però viene fermato dal portiere una volta entrato in area. Quindi nel finale va per la tripletta, trovando l'opposizione di un avversario sulla linea. Può dirsi quindi soddisfatto mister Gianfranco Pesci, che al termine della gara si è espresso così riguardo la prima volta della sua rappresentativa classe 2008. Mi è piaciuto che i ragazzi sono entrati bene in partita, vogliosi, le società che ce l'hanno mandati li ringrazio perché i loro mister stanno lavorando bene e i ragazzi hanno rimesso sul campo quello che apprendono da loro. In mezzo al campo noi giochiamo in un certo modo e loro vengono da delle società che giocano in un altro, però devo dire i ragazzi sono stati impeccabili tutti quanti e la partita è stata bella perché devo dire anche la squadra avversaria, buono l'arbitraggio e pertanto va bene così. Adesso domani rivediamo tutta la situazione e faremo giocare quelli che oggi hanno giocato il secondo tempo. I ragazzi sono 40, in tutto sono 40 che stanno sotto l'occhio per venire nella rappresentativa e pertanto in queste partite poi vediamo quale poi schierare al torneo delle regioni.